Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati qui sul nostro canale. Oggi vedremo una cosa che probabilmente non hai mai visto in tutta la tua vita. Andremo a vedere uno scacco matto con una delle regole spesso sconosciuta da coloro che si avvicinano al gioco per le prime volte, la presa al varco, chiamata anche, anzi meglio conosciuta come en passant. Se non sai di che regola si tratta, valla a vedere. Abbiamo realizzato un video qui gratuito sul nostro canale e andiamo a vedere come è andata questa partita e come riesce il bianco a dare scacco matto con presa al varco. Difesa francese, D4, D5 e qui anziché giocare cavallo C3, cavallo D2 e altre continuazioni tipiche, E5 chiamasi variante di spinta e su C5, C3. Cambio di pedoni centrali e segue alfiere B4. Questa continuazione non è sicuramente delle migliori. Il nero ha alleggerito subito la tensione al centro e sta dando scacco con questo alfiere che è facilmente parabile in mille modi, alfiere di 2, cavallo C3, e questo alfiere probabilmente non ha troppo futuro da questa diagonale. Segue cavallo C6, cavallo F3, adesso l'idea del nero è quello di togliere al più presto questo cavallo, chiaramente qui non può andare. Qui non può andare perché verrebbe immediatamente catturato dall'alfiere in C1 e ciò creerebbe quella che viene chiamata un'impedonatura. Questi sono due pedoni doppiati, rappresentano una debolezza all'interno della struttura pedonale e se ancora non riesci a capire il valore di queste debolezze ti consiglio di dare un occhio all'interno della nostra accademia al corso Pedone Killer, un corso sulle strutture di pedoni molto importante. Ok, quindi il cavallo ovviamente va in E7 e ovviamente anche il bianco vuole arroccare il prima possibile, però arriva prima all'arrocco il nero e adesso attenzione, qui ti dico che c'è subito un attacco devastante nei confronti del nero. In che modo il bianco inizia l'attacco? Ti lascio qualche secondo per pensarci. Ok, io credo che tu lo abbia visto e si tratta proprio così. Si tratta del famoso dono greco, chiamato anche sacrificio greco, cioè ha mille nomi, Greek Grift, insomma, che però abbiamo scoperto che non è greco dalla Grecia, ma greco di Gioacchino Greco, quindi andarlo a tradurre in Greek Grift non ha molto senso. Comunque, alfiere per H7. Questa mossa ha lo scopo di stanare il re. Nel momento in cui il re è stanato, noi possiamo creare questa combinazione classica di cavallo che esce in G5 dando scacco all'avversario e la donna che ha subito un'importantissima casa di uscita. Infatti su cavallo G5 la partita segue con re in G6, ma vediamo che cosa sarebbe capitato se il re sarebbe ritornato tranquillissimo dalle sue zone. Qui il dono greco metteva fine alla partita con donna in H5. Donna in H5 si minaccia una mossa molto interessante come donna H7 matto. C'è qualche altra possibilità di sfuggire con torre 8, donna H7, il re si sposta e adesso su donna H8 c'è cavallo in G8. È anche vero che l'attacco può continuare in tanti modi, per esempio come cavallo scacco, unica via di fuga, adesso possono entrare tutti i pezzi all'attacco come alfiere G5 e qui ovviamente c'è dietro la donna. Il nero sarebbe costretto ad indebolire ulteriormente la propria posizione, ma adesso con donna G7 ci sarebbe lo scacco matto, il nero non ha possibilità dove andare. Quindi vedi come il dono greco, bene o male, ti porta sempre a giocare in modo d'attacco, però devi trovare l'attacco giusto perché se qui non trovi il modo corretto per continuare, a parte che è abbastanza intuitivo, però rischi che hai perso un pezzo
presto magari il nero ti riesce a togliere il cavallo, quindi ti riesce a attaccare con la torre la donna, magari te la intrappola anche, quindi bisogna stare molto attenti a queste cose. Comunque sia, la partita è andata che dopo lo scacco di cavallo il re non torna indietro, perché spesso prendi matto quando torni indietro, va in G6. In G6 è una delle risposte un po' più temerarie, il re è al centro, ma è anche quella che ti permette di sopravvivere più a lungo. Viene giocata la spinta H4 per difendere questo pedone, e non solo, scoprirai fra pochissimo a cosa servirà anche H4. Il nero cerca un sacrificio in D4 in modo da adescare la donna qui e proporre poi un cambio di donne per alleggerire la situazione. Tanto alla fine, fino a prova contraria, è il nero in vantaggio di un pezzo. Se contiamo i pezzi leggeri, abbiamo 3 pezzi leggeri per il bianco, 4 per il nero, quindi si può permettere di sacrificare qualcosa. Il bianco non ci casca e gioca donna G4, a parte che si minacciano vari pezzi, ma il vero obiettivo sono gli scacchi di scoperta sul re avversario. Che dove può andare questo re? Qui non può andare, ok, qui può andare anche se c'è il nostro alfiere, e qui c'è la donna. Qui non può andare perché c'è il nostro cavallo, quindi si vede che il re avversario è già veramente alle strette, e qui il nero, scusami, devi cercare un modo per avere più spazio. Gioca F5 affinché nel momento in cui noi per attaccare il suo re toglieremo il cavallo, si creerà questa via di fuga per il re. Non è male come soluzione. Qui che cosa giocheresti? Saresti, secondo me, molto tentato di una bella presa al varco. La presa al varco funziona, sicuramente funziona, ma qui il nero ha un pochettino di iniziativa, perché non è una mossa forzante come uno scacco, e magari adesso su torre F6 magari il nero ha un attimino un po' più di speranza di sopravvivenza. È comunque una situazione molto critica. La mossa più forte non è quella di catturare subito al varco, ma è quello di dare scacco col pedone. Ecco a cosa serviva quel pedoncino. Il re qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, o chiaramente può andare solo in H5, ma abbiamo già visto che cosa succede in H5, che si mette sotto tiro, si dice, dell'attacco a raggi X da parte del nostro alfiere. E adesso con cavallo per E6 non solo è scacco, ma mamma mia, che devastazione, che distruzione. Chiaramente se ora il re indietreggiasse seguirebbe donna G7 matto, perché la donna è supportata dal cavallo. Se unica alternativa è G5, amico mio, presa al varco con scacco matto. Qui non può andare perché c'è la donna, l'alfiere e il cavallo, qui c'è il cavallo, qui c'è chiaramente il nostro pedone che è tenuto dalla donna, e su questa colonna c'è la torre. Questo è uno, penso, degli scacchi matti più belli mai visti, scacco matto con la presa al varco. Allora, se hai anche tu partite interessanti con degli scacchi matti strani da mostrarci, allora puoi iscriverci a info@mattoscacco.com, perché faremo una raccolta dove mostreremo le partite con gli scacchi matti più assurdi. Ci vediamo alla prossima, ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!